Una notte d'estate, colorata dalla tradizione, i colori della Sardegna. Cominciano da piccoli a Orotelli a frequentare questo mondo e fra i più giovani vediamo Satenta, il Turpo Boinarzu e il Turpo Boes. Ecco, sono riusciti finalmente a domare esos boes, sono aggiogati come veri e propri buoi, vengono ferrati, vengono nutriti da su Turpo Boinarzo. Turpos letteralmente significherebbe orbi, non vedenti, sos turpos di Orotelli. E qui si conclude il rituale perché hanno finalmente addomesticato gli animali, sono le loro vittime di turno, quindi la lotta ha prevalso, nella antica lotta tra l'uomo e l'animale ha prevalso evidentemente l'uomo, ed ora saranno utilizzati nell'aratura e in tutte le attività dei riti agricoli e pastorali di Orotelli. Facciamo un bel applauso a Orotelli e a Sosturpos. Ecco il loro aratro antico e tutti gli accessori
E questo è il grano in segno di buon auspicio e buon augurio. In questo caso il mascheramento viene effettuato da carazzas, cioè dalle maschere vere e proprie, sono maschere lignee prevalentemente in legno di pero. Alcune rappresentano ovviamente i buoi, sono maschere zoomorfe, mentre gli uomini che conducono gli animali indossano delle maschere antropomorfe. C'è un personaggio che poi vedrete all'interno dei Boes e Merdules aree di Ozzana, e quindi invitiamo il gruppo di Ottana, il mistero, il fascino, la magia del rito dei Boes e Merdules di Ozzana, i grossi grappoli di campanacci, anche qui l'eterna ribellione su Merdule e Sosmoes. E tra le figure del Carnevale di Ottana, quella più temuta è certamente Savilonzana, l'affinatrice che porta con sé un fuso di lana e con delle grosse forbici minaccia di tagliare il filo, che in questo caso rappresenta il filo della vita, quindi sarebbe un pessimo auspicio, un cattivo augurio. Ecco perché Savilonzana è la figura più temuta del Carnevale, perché se dovesse davanti ad una persona rompere il filo della vita sarebbe come augurargli una morte certa. E anche in questo caso ulteriori momenti di ribellione, ma verranno certamente, come vedrete, da Sosmerdule, saranno certamente tenuti a bada e finalmente si può concludere un altro rito del Carnevale di Ottana. Un bel applauso per i nostri ospiti di Ottana che hanno scelto di rappresentare il proprio rituale anche in una circostanza differente dal Carnevale, e quindi certamente in questo periodo estivo sono ospiti dell'amministrazione comunale. Bene, se avete ancora voglia di applaudire fatelo, perché Ottana è il suo Carnevale misterioso. In questo caso è il Carnevale di Fonni che raggiunge il palco. Le vittime sono Surtu. Anche in questo caso il tentativo di ribellione di Surtu risulterà vano, perché saranno condotti all'estremo sacrificio.
ed ecco che soggiogati da Adores, che con le loro funi, le soca, che anticamente erano in cuoio, non solo catturano il pubblico con la loro abilità, ma certamente conducono la danza dei mamutones, che con questi pesantissimi grappoli di campanacci segnano questo viaggio verso il sacrificio che la comunità appunto li sottopone. Elementi tipici dell'abito maschile e insieme quello femminile. La meraviglia straordinaria. Ed ora i mamutones tolgono la maschera, ritornano ad essere gli uomini di Mavogliada e questa associazione turistica Pro Loco, che è riferimento anche culturale oltre che dedito al turismo di questo centro, naturalmente ha rappresentato vivamente quell'aspetto che per noi è molto importante e che rappresenta il carnevale rituale della nostra terra. Mavogliada con i suoi riti del ballo, del canto a tenore, il museo delle maschere peraltro. Intanto possiamo già applaudire questa forma di abbigliamento popolare di Samugheo, quindi siamo nell'area del Mangrolisai, nella provincia di Oristano, in un'area dove c'è una grande tradizione nella tessitura. Infatti a Samugheo c'è una mostra costante del tappeto, sono conosciuti ovunque per l'abilità delle donne nella tessitura, che riuscivano anche attraverso quella lana grezza orbacea renderla davvero elegante con tutta una serie di ricami. E poi le donne di Samugheo avevano questo vezzo di coprire il capo con tanti fazzoletti e una mantellina che copriva appunto questo intreccio di fazzoletti. Da ragazzi e ragazze di Samugheo in Sadanza.
Che sono solo di questo luogo. Vediamo intanto Oliena col gruppo su Durdurinu, che si chiama come uno dei balli patrimonio di questo centro, e anche qui per la ricchezza dell'abbigliamento maschile e femminile certamente entriamo in una dinamica di preziosità assoluta. Mi piace anche solo, puoi girarti un attimo, vorrei farvi vedere la ricchezza dei ricami, dei fili. Guardate come le donne nel passato amavano molto, insomma, rendere solenne anche il loro modo di vestire. E le donne usano, vedete, arrotolare il copricapo, insomma, in questo modo e tenerlo sopra la fronte. Così forte, con i paesi ognuno aveva un suo modo, una sua suonata, quindi una sua struttura musicale e un suo passo. A Oliena c'è questo ballo che è una sorta di ballo propiziatorio, perché anche se estremamente solenne ha una sorta di saltello, esarcio si chiama, e vuole in qualche modo significare un momento forse legato anche alla civiltà agricola, un segno propiziatorio e un ballo che è un rito vero e proprio. L'organetto diatonico è lo strumento che lo accompagna. Francesco Ticca, anch'egli di Oliena, segneranno questo primo ballo rituale della comunità di Oliena.
Figulinas era nel periodo romano l'antica attività figurina, cioè l'arte della lavorazione della ceramica, e in questo luogo appunto Florinas ha sviluppato una grande attività. Sballo tundu violinesu, preceduto da un canto in re, quindi il canto del modulo del Logudoro, segnerà la festa logudorese di Florinas. Sballo tundu violinesu.
Bella comare mia. Di corteggiamento questo ballo su Dillu o ballo corridore dal gruppo di Orotelli.
E a loro vorrei rivolgere un applauso caloroso perché il gruppo Folk Olbiese è un'associazione molto importante per tutti coloro che si occupano di questi aspetti di tipo etnografico e coreutico, perché poi hanno come dire, portato un ballo che apre un discorso interessante sulle danze di corteggiamento, ma lo vedremo certamente dopo. E sono poi diventati anche patrimonio tradizionale, perché noi sappiamo che un ballo, così come uno strumento musicale, anche se di importazione, se viene fatto proprio dalla comunità e viene ripetuto, tramandato di generazione in generazione, diventa assolutamente tradizionale a prescindere dalla sua origine, anche se non è appunto del luogo. E c'è un altissimo esempio nella espressione coreutica del ballo che si chiama Scottish, probabilmente si rifà appunto ad una delle mode europee. È un ballo che si sviluppa in coppia e, contrariamente invece a quella che è la classica espressione coreutica dell'isola, c'ha una forte genuflessione, quindi esattamente l'opposto, l'apertura totale rispetto al ballo che è autoctono della nostra isola. Quindi una bella occasione di respirare in modo ampio e di vedere anche oltre i confini regionali e quindi far proprie esperienze anche europee nel mondo del ballo popolare. Quindi lo Scottish da Olbia.
È una bellezza vera, autentica. Grazie anche a Lorenzo Chessa per la sua musica. State qui con me, venite anche un po' avanti qui alla luce vicino a me, perché io vorrei chiudere con voi questa serata. Intanto per dire grazie a tutto il pubblico che ci ha sostenuto, che ha seguito con attenzione. Speriamo insomma di essere riusciti a raccontarvi alcuni dei colori della Sardegna che l'amministrazione comunale di Palau voleva offrirvi, quindi oltre alle bellezze che la natura ci ha regalato con il mare straordinario, i luoghi della Gallura, anche un po' della nostra Sardegna più intima, quella delle tradizioni popolari. L'appuntamento naturalmente l'amministrazione comunale di Palau ve lo dà per lunedì, saremo in un'altra piazza, quindi accenderemo un'altra piazza di Palau, e questa volta il folklore diventa internazionale, diventa mondiale, quindi ci saranno diverse nazioni che ci proporranno il ballo popolare. Io voglio ringraziare naturalmente anche le associazioni che di volta in volta hanno proposto i loro balli. Sono anche molto felice insomma che l'amministrazione comunale di Palau mi abbia voluto invitare, quindi noi ci vedremo lunedì, e sono molto felice perché con l'autonomia di questo comune abbiamo praticamente la stessa età, quindi è nato nel 59 l'autonomia, perché prima era frazione di Tempio Pausania, e quindi da allora insomma abbiamo più o meno la stessa età, e sono molto felice che mi abbiano voluto a raccontarvi di questa serata. Se vorrete ci vedremo lunedì dall'altra parte della piazza per un'altra occasione, e quindi per ora grazie a tutti voi per averci sostenuto e buon proseguimento di ferie, di vacanze, di mare, d'estate, di vita. Ciao!